Bella a tutti, raga, qui Miro, scusate, ma è buio, mi metto così, sempre buio rimango. E io oggi ho sostanzialmente, oh, così è un po' meglio, ho una cosa da dire, rosico. Io oggi rosico. Non è che rosico per il fatto che il Cagliari potesse vincere. Rosico per il fatto che oggi ho visto una buona squadra, ho visto una buona partita. È chiaro, ci sono sempre alcuni errori, non è che mi aspetto di vedere sempre la partita perfetta o che mi aspetto di vedere un Cagliari che surclassi ogni partita l'avversario. Ma a livello di prestazione, io credo che oggi il Cagliari abbia giocato molto bene. Penso sia. A me la partita con la Roma non è piaciuta. Continuo a pensare che la Roma ci abbia preso a pallonate. Però la partita di oggi col Sassuolo a me è piaciuta tantissimo. A me è piaciuta veramente tanto. Credo che sia stata affrontata nel modo migliore e che si sia portato a casa un risultato che, se il Cagliari avesse fatto un pochino di più, sarebbe stato anche stretto. Non voglio infierire più di tanto su Lico Giannis. È inutile. Cioè, è sotto gli occhi di tutti la qualità del giocatore. Mi dispiace, a livello umano sarà una persona fantastica. Io non lo metto in dubbio, non lo conosco, quindi non posso dire nulla. Ma a livello di giocatore, e secondo me di giocatore ce n'è poco, lascia veramente molto a desiderare. Non andava osannato per l'anno scorso, perché il fatto che lui avesse un sinistro abbastanza recente era sotto gli occhi di tutti. Il problema è quando si ricorda di usare bene quel sinistro. Oggi ha fatto un po' il bello e il cattivo tempo Lico Giannis, perché ha fatto anche un intervento che ha sventato un mezzo gol, però quel rigore regalato così a me sinceramente lascia molti dubbi, così come mi lascia molti dubbi Zappa. Sono convinto del fatto che il Cagliari debba puntare su dei giovani, però Zappa sono 2 anni che non sta convincendo, ha molte pecche. È chiaro come lo si venga utilizzato fuori ruolo, perché lui è un esterno destro, non è un terzino, e i due ruoli sono non dico opposti, ma hanno delle grandi differenze. Però anche lui molte volte mi sembra un po' fuori luogo. Non voglio nemmeno più di tanto parlare dei giocatori, perché oggi, per quanto ci siano stati degli errori, voglio dare una sufficienza a tutti, perlomeno per l'impegno. Perché oggi l'ho visto. Io oggi ho visto un Cagliari che si è impegnato. Ed è quello che chiedo. Non è che perlomeno io chiedo chissà che cosa. Ho visto un Cagliari che ha provato a fare la partita e si è impegnato. Bene, a me va benissimo quello. A me va benissimo quello. Io sono contento della prestazione che c'è stata oggi. Rimaniamo ultimi in classifica, quello non ce lo toglie nessuno, ma sono contento della prestazione della mia squadra oggi. E poi, vabbè, un riferimento va assolutamente fatto al capolavoro, perché mi viene da dire soltanto questo, al capolavoro di Keita. Che gol, ragazzi, che gol. E sembrerà strano, ma a volte potrebbe essere anche semplicemente il modo in cui si fa quel gol che ti dà quella carica in più. Perché un gol in rovesciata, io non me lo ricordo, cioè l'ultimo che mi ricordo, e non so se nemmeno se è stato quello. No, c'è quello de Sau, però il primo che mi è venuto in mente a me era quello di De Sena contro il Catania di anni e anni e anni e anni fa. Quello de Sau contro la Pro Vercelli l'anno della B, l'ultima giornata. Cioè, sono cose che molti danno per scontato, ma conta tanto anche il modo in cui si fa gol. E secondo me aver fatto quel tipo di gol può dare, non dico fiducia, però euforismo.
Oggi per la prima volta dopo mesi sono veramente curioso di sapere voi cosa ne pensate. Cioè, siete d'accordo con me? Credete che questo Cagliari oggi abbia fatto una buona partita? Cosa ne pensate? Perché io oggi mi ritengo soddisfatto. È chiaro, avrei voluto una vittoria, ma mi ritengo comunque soddisfatto. Ora sta a voi farmi sapere cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!